Condannato a 15 anni e a pesanti multe e risarcimenti Fabio Gaiatto, il trader di Portogruaro processato per la mega truffa della Venice Investment Group. L'incendio di un'autocisterna in una piazzola di sosta tra Arino e Padova Est ha provocato nel pomeriggio la chiusura in entrambe le direzioni dell'autostrada A4. Autista del bus al volante col cellulare, dopo il video denuncia di uno spettatore a CTV, annuncia l'avvio di verifiche per valutare eventuali interventi di carattere disciplinare. Jesolo ancora nel mirino di bande di malviventi dopo la baby gang che ha aggredito 3 bagnini. Ora ad agire sono 3 giovanissimi trevigiani che hanno rapinato dei turisti. Partiva da Mestre l'eroina che poi veniva spacciata in istituti superiori di Pordenone durante la ricreazione, l'operazione dei carabinieri che hanno arrestato 5 persone. Nuova stretta dell'amministrazione alla criminalità, in arrivo 160 nuove telecamere che saranno distribuite tra Venezia e Mestre per un totale di 326. Alessio Dionisi è il nuovo allenatore del Venezia, 39enne, arriva dall'Imolese, ha firmato un contratto biennale arancio-nero-verde in attesa del ripescaggio in Serie B. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Antena 3 in diretta da Venezia. Partiamo dalla truffa, lo avete sentito, del Venice Investment Group. È arrivata la condanna pesante per il trader di Portogruaro Fabio Gaiatto. Vediamo. 15 anni e 4 mesi, 36.000 euro di multa, oltre a un risarcimento di 50.000 euro al comune di Portogruaro per danni all'immagine. 1.000 euro ciascuno a Codacons e Feder Consumatori. È la sentenza emessa dal GIP nei confronti di Fabio Gaiatto, il trader 43enne di Portogruaro, che ha rinunciato a comparire oggi in udienza per il processo sulla mega truffa della Venice Investment Group. Ai risparmiatori Gaiatto dovrà restituire il 100% dei soldi investiti, cui si aggiunge un 30% di danno non patrimoniale. Disposta la confisca dei beni, delle cambiali croate e dei diritti di credito relativi ai finanziamenti abusivi. Per il 43enne anche la condanna all'interdizione dai pubblici uffici. Gaiatto è il principale imputato nella mega truffa della Venice Investment Group, in cui sono stati fatti sparire oltre 70 milioni di euro di migliaia di investitori. Il procuratore di Pordenone, in qualità di PM, aveva chiesto per il trader una condanna a 9 anni per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata, abusivismo finanziario e autoriciclaggio. A marzo la compagna di Gaiatto, la 32enne Romani di Lignano, per gli stessi reati del fidanzato aveva invece patteggiato 4 anni e 2 mesi e 10.000 euro di multa. Oltre a loro due sono una decina le persone coinvolte nell'inchiesta. L'autostrada A4 è chiusa dalle 16:10 su entrambe le carreggiate per un'autocisterna in fiamme al chilometro 371 direzione Milano. Vediamo dal sito del Gazzettino proprio l'immagine di quel che resta del mezzo che ha preso fuoco in una piazzola di sosta tra il bivio della A4 di Arino e Padova Est. Non si segnalano conseguenze per le persone, Polstrada e Vigili del Fuoco hanno disposto la chiusura dell'autostrada per facilitare l'intervento di spegnimento. Alle 16:35 è stata autorizzata la riapertura della carreggiata est in direzione Trieste, permane invece la chiusura della carreggiata ovest in direzione Milano, dove si trova il mezzo in attesa del nulla osta alla riapertura. Sul posto Vigili del Fuoco, Polstrada, 4 mezzi degli ausiliari con i coordinatori della viabilità in contatto con il centro operativo di Mestre di Concessioni Autostradali Veneti per le operazioni naturalmente di assistenza e pre-segnalazione. Nel telegiornale di ieri sera, lo ricorderete, abbiamo dato spazio alla segnalazione di uno di voi, un telespettatore, che denunciava la condotta alla guida di un autista della CTV sulla linea Padova-Venezia. Oggi è arrivata la risposta dell'azienda. Non è passata inosservata la denuncia del nostro telespettatore che segnalava di aver viaggiato su un autobus della CTV diretto da Padova a Venezia, guidato da un autista più impegnato a leggere e spedire messaggi sul cellulare che a controllare la strada. Una condotta documentata da una serie di video girati in alcune tratte del percorso, nel quale si vedeva come il mezzo fosse condotto con una mano sola sul volante, mentre l'altra era impegnata a digitare sullo smartphone. Il capo chino a leggere messaggi e solo sporadicamente rialzato per una controllata alla strada.
Il telespettatore aveva inviato una segnalazione anche direttamente alla CTV e l'azienda si è subito mossa. Contattata dalla redazione, ci ha fatto sapere che, come avviene per ogni segnalazione, anche questa è stata prontamente girata all'esercizio di competenza, cui ora spetterà eseguire tutte le opportune verifiche del caso. Una fase dalla quale discenderanno eventuali interventi di carattere disciplinare. Questi, parlando in generale, possono essere di varia natura, passando da richiamo verbale a quello formale fino all'ammenda e a ore o giorni di sospensione nei casi più gravi. Penso sia una cosa vergognosa e ringrazio il cielo non sia accaduto nulla, ha scritto il telespettatore che ci ha inviato il video. Sappiamo che tutta la riviera del Brenta è circondata da canali e se per caso il bus sbandava, cose che non dovrebbero mai e dico mai capitare. Ancora una volta Jesolo presa di mira da bande di giovanissimi malviventi. 3 ragazzi trevigiani, anche in questo caso, hanno messo a segno una rapina ai danni di un gruppo di turisti. Jesolo ancora nel mirino di bande di malviventi dopo la baby gang che qualche giorno fa ha aggredito 3 bagnini. Ora ad agire sono 3 giovanissimi trevigiani che hanno messo a segno una rapina. La banda, 4 persone di cui 3 già identificati, si è avvicinata ad alcuni turisti mentre parlavano fra loro seduti su alcuni sdraio. Un attimo ed uno dei malviventi ha afferrato la borsa ed un cellulare e poi è fuggito. Subito le vittime si sono alzate per inseguire il giovane rapinatore ma sono state minacciate dai componenti della banda. La rapina impropria è avvenuta nella spiaggia nelle vicinanze di Piazza Mazzini. Ai turisti non è rimasto che rivolgersi ai carabinieri e presentare denuncia. La banda è stata inchiodata dalle telecamere di videosorveglianza che ci sono nella zona e dalle testimonianze delle persone presenti. 3 sono stati identificati, si tratta di trevigiani, 2 ventenni ed un 18enne. Per il quarto è una questione di ore. Tutti sono stati denunciati in stato di libertà per rapina impropria in concorso. Spacciavano eroina invece nelle scuole di Pordenone. Il fulcro del rifornimento era Mestre, scoperti e arrestati dai carabinieri. I carabinieri di Pordenone hanno arrestato 5 persone, 4 ragazze e un uomo, per spaccio di eroina nelle scuole superiori che avveniva soprattutto durante la ricreazione. Siamo partiti nel mese di aprile con un classico sequestro di una dose di eroina su strada a carico di un consumatore e da lì sono partite le indagini che hanno permesso di dimostrare che 3 ragazze di età compresa tra 19 e 20 anni, 3 ragazze del Pordenonese, per la precisione di Zoppola, Cordenonse e Pordenone, gestivano uno spaccio di eroina, esclusivamente di eroina, in favore purtroppo di ragazzi delle scuole superiori. In particolare una di loro era frequentatrice dell'ultimo anno di un liceo qui di Pordenone e quindi all'interno dei bagni di questo istituto scolastico aveva organizzato lo spaccio. Fulcro dell'acquisto della droga ancora una volta Mestre. Una ventenne di Zoppola pregiudicata, quest'ultima in particolare con la sua autovettura raggiungeva tutte le settimane Mestre, Venezia Mestre, per rifornirsi appunto da un pluripregiudicato tunisino 39enne, il quale era il suo punto riferimento per lo spaccio dell'eroina. Quest'uomo si avvaleva della compagna 43enne italiana che, essendo donna madre di un 14enne, risultava anche meno sospetta, e questa donna a bordo di una bicicletta, seguendo le indicazioni del compagno, riforniva la Pordenonese all'interno del parco denominato Sabbioni di Mestre, abitualmente frequentato tra l'altro da altri giovani, e di qui un ulteriore aggravante contestato dal GIP del Tribunale di Pordenone. I carabinieri hanno anche notificato 5 obblighi di firma ad altri indagati. Un giovane è morto in un albergo di Mestre dopo una serata trascorsa in compagnia degli amici per festeggiare un compleanno. Sarà l'autopsia disposta dalla Procura di Venezia a chiarire le cause della morte dell'operaio originario di Gela, in Sicilia, deceduto in un ostello in zona stazione a Mestre. Il 34enne aveva trascorso la serata precedente a Chioggia per festeggiare un compleanno. Una serata di festa che si era conclusa molto tardi e nel corso della quale erano stati anche consumati degli alcolici. Il giovane era poi rientrato a Mestre attorno alle 4 di notte assieme ad un amico. È stato quest'ultimo a lanciare l'allarme quando nel primo pomeriggio del giorno seguente si è accorto che il compagno di stanza non si svegliava. L'intervento del personale del 118 non è potuto andare oltre la constatazione del decesso. Sul posto anche i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo nella stanza. Il corpo non presenta segni di violenza né sono stati trovati stupefacenti. Solo l'autopsia ora potrà stabilire cosa è realmente accaduto.
Regalavano ai turisti un'esperienza unica, poter soggiornare in barca in laguna invece che in hotel. Le prenotazioni si potevano effettuare online e le barche erano state adattate a veri e propri alberghi affittacamere noti come boat and breakfast. Peccato però che non ci fosse alcuna autorizzazione. I carabinieri del nucleo natanti di Venezia e i finanzieri della sezione navale hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Venezia, mettendo i sigilli alla darsena della Marina di Sant'Elena e da alcune grandi imbarcazioni ormeggiate all'interno della struttura. L'indagine è cominciata proprio per verificare che fosse tutto in regola, ma non era così. L'attività ricettivo-alberghiera era dunque abusiva. Nuova stretta dell'amministrazione alla criminalità. In arrivo altre 160 telecamere di videosorveglianza. Finalmente abbiamo approvato il progetto definitivo e quindi contiamo entro la fine dell'anno, ovvero con l'inizio del nuovo anno, di avere tutto operativo. In arrivo 160 nuove telecamere che saranno distribuite tra il centro storico e la terraferma veneziana per un totale di 326. Questo andrà diciamo, a sposarsi con quella che è già in fase di realizzazione della nuova Smart Control Room, che provvederà alla gestione intera non solo delle telecamere di videosorveglianza ma anche la gestione delle emergenze del 118, del 117 che si sono aggiunti già al 113 e 112. Il progetto, che prevede anche il collegamento in fibra di tutti gli impianti, coprirà inizialmente l'area marciana e sarà completato entro la fine di luglio. Lido, Ponte della Libertà, Tronchetto, Piazzale Roma e Fondamenta 9 vedranno installate le nuove telecamere entro la fine di gennaio 2020. Uguali tempi per l'estensione della videosorveglianza lungo le principali arterie di traffico della terraferma, come via Terraglio, Miranese, Castellana e via Circonvallazione. A seguire Murano Giudecca e Tessera, zona aeroporto. Le immagini video in altissima risoluzione saranno condivise in tempo reale tra la centrale della polizia locale, la Smart Control Room, le sale operative della Guardia di Finanza, del 118 di Polizia e Carabinieri. Possiamo dire alla cittadinanza che siamo riusciti a portare a termine la promessa tanto mantenuta. Sono aumentati i controlli, la dice lunga anche con il nuovo regolamento di polizia, dove abbiamo già applicato 12 DASPO, dove insomma stiamo cercando di stringere sempre di più le maglie proprio per non consentire che nulla si verifichi e si sia il più possibile presente a fronte di vari illeciti e reati. Ci fermiamo adesso per qualche istante, il telegiornale di Antena 3 Venezia torna naturalmente tra pochissimo. Eccoci di nuovo in diretta con l'informazione di Antena 3 da Venezia. Nasce la squadra del Basket Bond per aiutare le imprese del settore turistico. Il progetto è stato presentato oggi, sentiamo. Come sempre in Veneto si fa di necessità virtù. Purtroppo dopo la grande crisi finanziaria del 2007 gli strumenti economici a disposizione delle imprese sono ancora quelli vecchi, mentre appunto Confturismo, Confcommercio mette in moto una nuova iniziativa, avvicina il credito alle aziende e a chi deve utilizzarle, quindi è una cosa che stiamo guardando con particolare attenzione. Arrivano i basket bond per le imprese del turismo. Con la crisi finanziaria internazionale le norme sui requisiti patrimoniali per le banche si sono infatti fatte più stringenti e così i criteri nella valutazione del merito creditizio. Per questo Confcommercio, Confturismo e Fidimpresa Veneto hanno unito le forze. Abbiamo sempre avuto un blocco rispetto al sistema bancario, soprattutto nel mondo delle piccole e medie imprese. Oggi si cerca in tutti i modi di inserire anche alcune possibilità, perché certamente i mercati che ci girano intorno, non solo quello italiano, hanno tradizioni diverse. Quindi è una scommessa che secondo noi non dovrebbe essere difficile da vincere, parte da qua per diventare un sistema che opera in tutta Italia. È partita dalle spiagge, perché le spiagge erano quelle che strutturalmente erano più pronte a partire. Noi avevamo la necessità di dare un messaggio forte, che è quello che vi è dato nella conferenza stampa di oggi. Già più di 20 aziende hanno aderito, ne abbiamo altre in coda per la seconda tranche di emissione. Da questo momento partiamo su tutto il territorio però del Veneto, quindi in primis penso al Bellunese, Olimpiadi 2026, Mondiali 2021.
e poi in espansione verso tutto il territorio regionale. La politica con la nomina del nuovo segretario nazionale della Lega Nord, Fontana, con i consigli e gli auspici del suo predecessore Gian Antonio D'Arè. È chiaro che bisogna in questo frangente tutelare la Lega Nord, in particolare la Liga Veneta, che è stata un partner importantissimo in tutti questi anni, e lo è ancora, diciamo, a grandissimi livelli. È fisicamente a Strasburgo in questi giorni, neoeletto europarlamentare del Carroccio, ma lo sguardo sul Veneto certo non manca. Chi il partito l'ha guidato nel territorio per 3 anni e mezzo, dalle macerie del dopo Tosi al 49% delle ultime elezioni. E l'appello di Gian Antonio D'Arè, tutelare la Liga Veneta, non è casuale, perché arriva proprio a poche ore dalla nomina di chi lo sostituirà. Il ministro Lorenzo Fontana, nominato commissario della Lega in Veneto. Il veronese Fontana, ma soprattutto il Fontana fedelissimo di Salvini e da lui scelto. Una nomina che potrebbe non aver curato tutti i mal di pancia nella Lega, in subbuglio fin da quando ci fu lo stop al capogruppo in regione Nicola Finco proprio per il ruolo di commissario, con i successivi veleni per la scarsa considerazione del leader Salvini nei confronti del Veneto. Anzi, la scelta di Fontana, secondo non pochi osservatori, potrebbe essere il primo passo della salvinizzazione del Carroccio in Veneto. Questi sono termini che non mi piacciono, che non ci sono e che non esistono. Esiste, diciamo, un leader in questo momento molto importante e carismatico, qual è Salvini. Abbiamo assieme a un altro leader straordinario e carismatico che è Luca Zaia. I vertici del partito continuano a negare i malumori del leader per l'enorme consenso del governatore, ma che su questo ci siano problemi dall'interno sembra confermato dalle parole di Roberto Marcato. Io ho paura invece che ci sia qualcuno che su questa roba qua un po' ci marci, nella speranza che in una ipotetica frattura fra i due possa raccogliere qualche briciola. Però tranquillizzo tutti, anche questi all'interno del partito. All'interno, sì, ogni persona che c'è qualcuno che soffia all'interno del partito su questa presunta divisione. Cioè lei dice non il PD, qualcuno della Lega. Ma sì, ma sicuramente. Da Strasburgo D'Arè cerca di gettare acqua sul fuoco, i contrasti ci sono sempre stati, dice, come dappertutto. Quando si fa i segretari si fanno delle scelte. Chi è scelto è contento, chi magari non è scelto lo è molto meno. Tutto ciò mentre si gioca in queste ore la partita cruciale dell'autonomia, il vertice a 3 tra il premier Conte e i vice premier Salvini e Di Maio, già annunciata come riunione fiume ma di svolta in un senso o in un altro. Anche di qui potrebbe passare il futuro nei rapporti interni a un Carroccio veneto che da tempo si sente messo in secondo piano dai vertici di Via Bellerio. Più di 50 titoli per oltre 220 serate di spettacolo tra Venezia e Padova, il Teatro Stabile del Veneto presenta la nuova stagione. Il pubblico del Teatro Stabile del Veneto è aumentato del 15%, gli abbonati addirittura del 35%. La stagione 2019-2020 riparte da questi numeri, rivendicati con soddisfazione nel corso della presentazione del programma di spettacoli che si divideranno tra il Goldoni di Venezia e il Verdi e il Maddalene di Padova. Lei ha detto il teatro era occupato, lo abbiamo liberato da storie radioattive. A chi si riferisce? A tutti quelli che hanno fatto del teatro la casa di pochi e non di tutti. Noi siamo inclusivi. Ideologicamente noi oggi produciamo uno spettacolo su Moravia e produciamo Pirandello, che come tutti sanno è stato accademico d'Italia in anni ormai innominabili. Io dico che questa roba qui deve andare avanti, deve ritornare a essere il teatro di Arlecchino che non è servitore di nessun padrone. Venezia e Padova ospiteranno più di 50 titoli per oltre 220 serate di spettacolo, in un cartellone che spazia dal comico al drammatico, dal classico al contemporaneo, con diversi nomi noti e un occhio all'attualità veneta, uno spettacolo dedicato al crack delle popolari e un altro ai tremendi effetti della tempesta Vaia. C'è qualcosa di cui è particolarmente orgoglioso in cartellone quest'anno? La quantità di produzioni che siamo riusciti a mettere in fila, che siamo riusciti a realizzare, ovvero che realizzeremo perché alcune, come avevo detto poc'anzi in conferenza stampa, debutteranno nei nostri teatri in prima nazionale, e anche di questo siamo molto soddisfatti perché i teatri di Padova e di Venezia non sono abituati, erano da tempo disabituati ad avere l'occasione di debutti nazionali di spettacoli che vengono realizzati proprio nei luoghi
della produzione. Questo ci rende molto orgogliosi. Quella 2019-2020 sarà una stagione stellare, promette il cartellone, con un astronauta che celebra il 50° dello sbarco sulla Luna. Il Teatro Stabile è il teatro del Veneto, è il teatro del territorio che racconta la storia di questa grande arte che ha trovato sin dall'antichità nel Veneto una terra fertilissima, con la commedia dell'arte pensiamo per esempio. Ecco, quindi è oggi una grande realtà, è una grande istituzione culturale che vuole mettere insieme le migliori energie che il nostro territorio, che la nostra regione può offrire. Il Venezia, siamo al calcio, ha ufficializzato la firma con il nuovo tecnico Alessio Dionisi, una firma che arriva in giorni di particolare trambusto per la serie cadetta. Gli arancio-nero-verdi sperano ancora di vedersi risolvere positivamente la questione di permanenza in Serie B, ma tutto dipende ancora da come si chiuderà in queste ore la vicenda del Palermo. Nel frattempo i lagunari hanno comunque deciso di ufficializzare il rapporto con l'ex tecnico 39enne dell'Imolese, compagine che è riuscito a portare ai play-off di Serie C per la prima volta nella sua storia. L'allenatore ha firmato un contratto biennale. Vi ricordo i riferimenti per lo spazio dedicato a voi, lo dico ad antena, alle vostre segnalazioni, ai disagi e ai disservizi. Noi interverremo, SMS e WhatsApp al 351 1755 340, email a redazione @antena3.it, telefono e segreteria 0422 02 30 898. Subito dopo i nostri telegiornali, anche questa sera come sempre, l'appuntamento con 20 e 10, parleremo della tragedia della piccola Cecilia. In studio gli uomini della Guardia Costiera Volontaria intervenuti a Venezia domenica scorsa, Luciano Vanacore, Michele Carre ed Enrico Andrea. È tutto per questa sera, io vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. L'alta pressione cede lievemente, ecco che sulle nostre regioni potrebbero innescarsi dei temporali, localmente anche di forte intensità. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo bel tempo ovunque nella prima parte della giornata. Col passare delle ore non si escludono degli acquazzoni sui settori alpini, in propagazione anche alle aree pianeggianti circostanti. Attenzione perché i fenomeni potrebbero risultare anche intensi e localmente accompagnati dalla grandine. Temperature minime tra 18 e 24 gradi, valori massimi sempre piuttosto caldi, oscillanti tra i 29 e i 32 gradi. Situazione simile anche sul Friuli Venezia Giulia, con ampio soleggiamento dappertutto al mattino e con qualche rovescio invece sui monti e localmente fin verso le pianure a partire dal pomeriggio. Anche in questo caso possibili temporali intensi. Temperature minime tra 22 e 24 gradi, massime oscillanti tra 30 e 32 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo condizioni di tempo stabile e soleggiato al mattino, poi col passare delle ore saranno possibili dei fenomeni instabili, localmente anche violenti e con grandine. Temperature minime tra 18 e 19 gradi, massime tra 30 e 31 gradi circa. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento meteo. Arrivederci.